consegna, ma invece Ciccio Caputo sta fattuale e ora l'Europa va mal, non ci andrai per colpa di Ciccio sì, chi gol, guardane via, te fa mal, troppo mal, bovino. Buonasera a tutti da Napoliello 87 amici e Forza Napolese. Allora parliamo delle partite di oggi, ma anche della Roma di ieri sera che non ho avuto tempo per fare il video. Partiamo subito da quelle di oggi, le due partite che si sono giocate, la salvezza e la retrocessione. Non è chiuso qui il campionato, si deciderà tutto nell'ultima giornata. Cominciamo da l'Empoli, perché è la partita che ho visto, Parma-Fiorentino, ho visto il risultato, sicché voglio parlarvi di Empoli-Torino. L'Empoli e il Torino hanno fatto una bella partita, bellissima partita perché comunque se la sono giocata a viso aperto, diciamo un primo tempo alla pari, dai, diciamo ci poteva stare benissimo il pareggio, invece l'Empoli trova un vantaggio con un gol di Acqua, fortunato, perché comunque era un tiro cross, è uscito fuori un tiro e l'ha buttata dentro. Insomma, è stato un buon primo tempo, poi nel secondo tempo, mi è piaciuta molto di più la partita perché è venuta più nel vivo. L'Empoli continuava ad attaccare per cercare il secondo gol, ma poi quando alla mezz'ora del secondo tempo il Torino fa il cambio con Iago Falk, cambia totalmente la partita, il Torino prende in mano la partita, che trova pure il pareggio proprio con Iago Falk, un bellissimo gol, poi si rispinge in avanti, sta pure per trovare il secondo gol. Poi comincia a venire fuori il carattere dell'Empoli, un altro Empoli che trova un 2-1, un bellissimo gol di Di Lorenzo, se non sbaglio, o Di Lorenzo, no, Di Lorenzo fa assist, fa un tiro, insomma, e si trova in area il giocatore dell'Empoli, ora mi ricordo chi è, Pagliaccio, mi sembra. Comunque l'Empoli fa il 2-1, continua ancora a giocare l'Empoli, dopo il 2-1 dell'Empoli il Torino definitivamente spento se non ha fatto uno o due tiri in porta, poi viene solo l'Empoli fuori, Traoré in avanti, tutto l'organico dell'Empoli ha fatto vedere delle belle cose, merita di essere lì dove in posizione della classifica, cioè che ora è fuori dalla retrocessione, ha tutto meritato perché l'Empoli veramente ci sta sorprendendo, ma è una realtà, diciamo, questi giovani che giocano benissimo così, un bel calcio. Insomma trova il 3-1 l'Empoli dopo il 2-1 con appunto Di Lorenzo, un grandissimo gol che prima sbaglia, la butta sul difensore e comunque sulla respinta trovano il 2-1, ma stavolta si gira, butta a terra il difensore triplando e col sinistro spacca il set del Torino, nel set la butta, bellissimo gol di Lorenzo, un grandissimo, il migliore in campo dell'Empoli Di Lorenzo. Poi nel finale trova un altro grande gol con Farias per Caputo e Caputo non sbaglia e fa 4-1, 4-1 pesante perché magari il Torino nel secondo tempo dopo il 2-1 si è spento definitivamente, ci credevano poco, in 10 minuti prende altri due gol. Questo dice tutto, l'Empoli ha meritato di vincere questa partita perché la vittoria l'ha cercato fino all'ultimo, invece parlando del Parma con la Fiorentina, partita non l'ho vista, però ha segnato sprecati negli ultimi, sprecati, che cazzo si chiama, se ha sprecati gol, non lo so, insomma ha segnato lui, ha portato l'1-0 per i parmigiani, gli ha dato un po' di formaggio a questi fiorentini che ora rischiano la retrocessione, anche se è molto difficile perché ora nelle zone lì sotto in classifica per la retrocessione è tutto un po' complicato perché il Genoa e la Fiorentina potrebbero benissimo fare il biscotto, pareggerebbero, resterebbe nella merda totale l'Empoli perché l'Empoli poteva fare il risultato a Milano con l'Inter. Non sarà per nulla facile perché tutto sta a vedere anche l'Inter cosa farà stasera con noi, con il nostro Napoli. A me mi dispiacerebbe se l'Empoli dovesse retrocedere, però per come sta facendo il campionato, perché l'Empoli non meriterebbe per niente la retrocessione.
perché stiamo vedendo un grande Empoli nelle ultime giornate, una squadra che gioca bene, una squadra che meriterebbe di sicuro la salvezza. Ora come ora, se dovrei mettere una squadra sulla retrocessione sarebbe la Fiorentina, perché la Fiorentina, tra Fiorentina, Genoa e Empoli, è quella che ci mette meno impegno di tutte e tre le squadre. Può essere sfortunato quando volete in certe occasioni, ma la Fiorentina non dovrebbe nemmeno essere in quelle posizioni. Parlando invece poi della Roma, voglio ieri sera, la Roma che voglio sfortunata, cioè io non lo so, nemmeno Curnicello lo Ciucciarella servirebbe per la Roma. A parte un primo tempo noioso, voglio la Roma, cioè si è vista che era molto in attesa, cioè cercava di andare di contropiede, come lo è stato anche nel secondo tempo, però era molto più ferma la Roma, non era cattiva, anzi nel primo tempo l'occasione più pericolosa l'ha avuto il Sassuolo, mi sembra con Berardi che Mirante fa un salvataggio, con quel piedino, se non era per il piedino di Mirante, il Sassuolo era andato pure in vantaggio, l'occasione più grossa l'ha avuto il Sassuolo nel primo tempo. Poi nel secondo tempo un'altra Roma, prende due pali, sfortunata quando vuoi, ha cercato di vincerla la partita, ma però se diciamo che ha cercato di vincerla è stata negli ultimi 20 minuti di più. Se la Roma magari avesse giocato per tutta la partita con quella cattiveria che ha avuto negli ultimi 20, mezz'ora che sia della partita, magari l'avrebbe vinta la partita. Così non è stato, ma il Sassuolo, dobbiamo dare merito anche al Sassuolo che ha fatto una buona partita, nonostante la Roma sia sfortunata e ha avuto le sue occasioni per vincerla. Burabia, un giocatore importante, quello del Sassuolo, che ha fatto vedere delle cose buone in questa partita. Ovviamente quando saltava i giocatori per fare i passaggi ai suoi compagni, cioè è uno molto in gamba come giocatore, secondo me è un giovane importante quello del Sassuolo. Come lo stesso, vabbè, non lo scopriamo ora, Berardi che è stato uno dei migliori dei suoi. Mirante, vabbè, che lo diciamo a fare? Cioè, l'hanno scoperto ora che doveva giocare al posto di Olsen. Quanti punti avrebbe in più forse la Roma con Mirante? Che tutte le papere che ha fatto Olsen, Insomma, la Roma ora può dire, secondo me, già prima, in qualche partita che ha perso di troppo pure in casa, secondo me può dire definitivamente addio alla Champions, perché la vedo molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto difficile che la Roma va in Champions League. Si lotterà il posticino per l'Europa League, mentre per il Sassuolo un buon campionato. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste partite, di chi si può salvare, se la Roma potrà ancora entrare in Champions. Come ho detto, io la vedo molto, molto, ma molto difficile, cioè praticamente impossibile. Me lo fate sapere nei commenti voi cosa ne pensate, mettete un bel like se vi è piaciuto il video, e mi raccomando, venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buona serata a tutti, amici, e forza Naples!